Appuntamenti in agenda per domenica 20 ottobre. Dal Passo del Bocco di Mezzanego alle 8:30 parte la passeggiata guidata nei boschi insieme al micologo che insegnerà a riconoscere le specie di funghi commestibili. La visita durerà 4 ore su prenotazione. Secondo giorno di rievocazione storica delle vicende di età napoleonica a Cicagna. A partire dalle 10 fino alle 16 nel centro storico ci saranno punti didattici sulla storia della Val Fontana Buona. Alle 11:30 spazio alla rievocazione degli scontri armati. Chiavari propone una visita guidata sulla storia della città tra 800 e 900. La partenza è alle 10 dall'ufficio informazioni turistiche di Via della Cittadella. La prenotazione è obbligatoria. Va in scena Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure la premiazione dei vincitori della 47esima edizione del premio Santa Margherita Ligure Franco del Pino. La cerimonia inizia alle 10. A Carasco, nei giardini pubblici di Via Piani, torna la tradizionale castagnata. Si parte alle 10:30 con l'apertura delle esposizioni di enti locali e commercianti, mentre alle 12:30 apriranno gli stand gastronomici. A seguire una lezione della protezione civile e alle 15 la distribuzione delle caldarroste. La parrocchia di San Bartolomeo Levi organizza una giornata in compagnia aperta a tutti e su prenotazione. Si comincia alle 11:30 con la messa, a seguire il pranzo insieme nel salone parrocchiale con caldarroste e frittelle. Nel pomeriggio giochi per tutti. Dopo 2 anni di chiusura riapre il Teatro Parrocchiale Don Bosco a Savona. Per l'occasione alle 16 andrà in scena con ingresso gratuito il primo spettacolo della rassegna dal titolo Grazie. A Campo Ligure arriva la 5ª edizione di Campo Urbs Picta, l'evento in cui le ricchezze artistiche nascoste della città si aprono ai visitatori. La partenza del tour guidato sarà alle 16 dal Museo della Filigrana. Al Teatro Sociale di Camogli alle 21 si esibisce la compagnia Gli Instabili di Recco con lo spettacolo intitolato Festival Shock. Appuntamenti in agenda per lunedì 21 ottobre. Nella sala di rappresentanza di Palazzo Tursi a Genova alle 12 viene inaugurata la mostra fotografica Boca mi buen amigo, in cui sono esposti gli scatti ai tifosi della squadra di calcio argentina del Boca Junior. A partire dalle 15 nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale a Genova prende il via al convegno Lingua e Futuro, formare una comune appartenenza attraverso l'insegnamento dell'italiano agli stranieri. L'iniziativa è a cura della rete Scuole Migranti Genova. Per i corsi di cultura di Chiavari, alle 16:15 nella sala di Vellara di Via del Pino a Chiavari, il docente Osvaldo Garbarino terrà una lezione di storia del territorio sul tema Il Santuario delle Grazie, riflessioni sul Rinascimento nel Tigullio.